Sono venuta a prendere mia figlia e io lavoro in Veneto, vicino a Asolo e Maser, provincia di Treviso. E loro 3 giorni erano viaggi, ero molto preoccupata, però adesso finalmente è arrivati suo marito e mio figlio rimasti lì a combattere e difendere il suo paese dove abitano loro. Da un lato il sollievo per la figlia e i nipoti, finalmente in salvo e riabbracciati, dall'altro l'apprensione per un figlio unigenero che restano in guerra. Il primo ha 32 anni, il secondo 38. Si trovano vicino a Leopoli, nella parte occidentale dell'Ucraina. A noi è un po' più tranquillo perché siamo a nord, un po' più, sì, ci sono sirene, si sente tutto e quando sentono sirene vanno a nascondere sotto casa perché abito in un appartamento da 4 piani. Però per il momento è tranquillo, poi può succedere tutto. Natalia invece è arrivata a Conegliano con le 2 sorelle e i rispettivi figli. Il più piccolo ha 1 anno e 2 mesi. Saranno tutti ospitati dalla mamma che lavora come badante a Vittorio Veneto. Paura i bambini, anche noi. Dormire 2 notti sotto, come si dice? Bunker. Sì. E bambini piangere tutte notte, tutti i giorni. Non c'è la scuola, non c'è amici, non c'è nessuno. Diretta a Bologna, questa giovane donna che è salita sul pullman della Speranza a Cracovia accanto al figlioletto di pochi mesi, Makar. Хто залишився в тебе на Україні? Чоловік і сестра з дітками. È rimasto suo marito, che ovviamente non può uscire, e sua sorella con altri bimbi piccolini. Suo marito resta a combattere. Твій чоловік піде на війну, питають. Якщо треба, так. Se ci sarà bisogno, sì. Negli occhi di queste donne dolore e fierezza si alternano, così come le notizie che arrivano dall'Ucraina. Oksana, accanto al figlio 22enne, vive a Vittorio Veneto da parecchio tempo e ha voluto portare la sua solidarietà, pannolini e frutta soprattutto, ma vorrebbe fare molto di più. Vogliamo andare là. E anche lui vuole. Anche fatto baruffa l'altro giorno con mia mamma perché ha detto sono fuori testa, tutti scappano, tu vuoi andare là. E così. Vuole difendere la sua patria. Loro hanno detto cosa fai là? Cosa tu aiuti? E io ho detto preparo a mangiare. Ma cosa faccio? Preparo a mangiare. Qualcosa faccio. Per tante l'arrivo nella Marca è un nuovo inizio, doloroso quanto improvviso. Non sappiamo, dobbiamo cominciare da capo, da zero. Speriamo, importante c'è posto dove dormire, dove vivere, poi piano piano penso cose risolvono. Può darsi decidono di tornare un giorno al suo paese.